Continua, seppur di lieve intensità, lo sciame sismico nell'area di Barcis e dell'Alpago, colpiti nella prima mattinata di sabato da una forte scossa di terremoto del 4.3 della scala Richter, come ci conferma Gianni Bressan del Dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche di Udine. La situazione è che ci sono state alcune repliche, una dozzina di scosse comprese tra magnitudo 1.2 e 1.9 e due repliche un pochettino più forti, magnitudo 2.6 e 2.7. Nelle ultime ore ci sono arrivate parecchie telefonate di gente allarmata nel triangolo tra Caneva, Polcenigo e Sacile, che ci richiedono effettivamente se in quella zona c'è un'attività sismica in corso e c'è il pericolo che si verifichi un terremoto. Allo stato attuale dei dati che abbiamo non c'è un'attività sismica significativa e non si può parlare di pericolo di terremoto imminente. E nel resto della regione la situazione com'è? La situazione attuale è che c'è un'attività sismica negli ultimi anni piuttosto blanda, sia come numero di eventi sia come energia. Questo evento, magnitudo 4.3, in effetti è il più forte da un po' di anni a questa parte. Gli ultimi forti sono stati nel 2007 a Cloud, il 26 febbraio, con magnitudo 3.9 e 3.8. Questa attività sismica non ha niente a che fare con l'attuale sciame sismico presente in Emilia-Romagna? Assolutamente no, perché l'energia liberata dai terremoti nell'Emilia-Romagna non è sufficiente a innescare la sismicità nella nostra area, che ha un comportamento sismico suo peculiare.